modo governarsi, autogovernarsi, demu kratos, esercitare quel potere che insieme è un potere diverso da quello che spetta alle singole persone. Il pistolotto iniziale. Un abbraccione a Tina, grande, 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 con tanto affetto, al nostro Matteo, altrettanto affetto, e ai nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, che hanno la pazienza di sentire, di ascoltare le nostre elucubrazioni del sabato. Abbiamo detto che puntiamo l'attenzione sui fatti, sulla situazione precedente le guerre di indipendenza italiane. Perché? Perché la situazione di allora è particolarmente significativa e tutto sommato può spiegare, se non è la radice, ciò che avviene oggi, in questo momento in cui gli imperi, l'impero post-sovietico da un lato, l'impero statunitense dall'altro, hanno ripreso i loro confini, non soltanto territoriali, anche intellettuali, imprenditoriali, hanno ripreso i loro confini, quelli che si sono determinati alla fine della guerra fredda, allorché gli Stati Uniti hanno vinto la guerra fredda dopo aver vinto insieme ai sovietici la seconda guerra mondiale. Ora, spiegare anche quella che è oggi, evidente, ne parlano ormai tutti, ne abbiamo parlato dei primi noi, e vabbè, la crisi della democrazia, in che cosa può consistere effettivamente la democrazia. Noi siamo del parere, contrariamente a quello che pensa la cultura, fra virgolette, la cultura woke, quello che è la cancel culture, tutta la cultura di sinistra sostanzialmente, che guarda all'attualità per poter continuamente cambiare atteggiamento e per poter smentire 2 minuti dopo quello che è stato detto 2 minuti prima, perché poi alla fine l'utilità pratica di questo tipo di cultura è quello. Noi guardiamo la storia, guardiamo a ciò che è avvenuto, a ciò che è stato generato, i problemi che si sono evidenziati all'epoca, per capire poi ciò che è avvenuto oggi. Teniamo conto, lo ribadisco, che nella prospettiva che abbiamo delineato abbiamo ricordato l'essenziale presenza delle singole comunità, dei comuni, nella storia a partire dagli inizi del secondo millennio fino ad ora. I comuni li abbiamo visti, abbiamo visto come una cultura, una civiltà comunale ha dato origine all'umanesimo, che ha avuto l'esplosione nel Rinascimento. Abbiamo visto la Repubblica Veneta, la grandezza della Repubblica Veneta, aristocratica, però fondata sul popolo. E abbiamo visto come gli imperi, o meglio, i sovrani assoluti abbiano dovuto cedere alle esigenze, comunque hanno dovuto cedere alle esigenze dei popoli. Tanto che il nazionalismo, il formarsi di spirito nazionale, è in parte un tentativo, una conseguenza del fatto che al popolo questi sovrani assoluti hanno dovuto concedere qualcosa. Prima delle guerre risorgimentali, il quadro che si delinea in Italia è abbastanza particolare, e cioè da un lato i nazionalismi avanzano, i popoli hanno un loro, senza il popolo i sovrani non riescono più a vincere le guerre, non possono più cedere per eredità i territori perché si sono sposati con Tizio piuttosto che con Caia, ma per vincere le guerre devono avere alle spalle il popolo che li appoggia, e in qualche modo, ancora in modo non così chiaro, determinato, ma devono averlo. E i nazionalismi sono una risposta sotto questo profilo
all'esigenza di dare di un maggior ruolo del popolo, rappresentato poi al proprio interno da una borghesia che evolve da suddito a protagonista. Ora, questo è il quadro. Dall'altro lato, inizi dell'Ottocento, c'è il socialismo marxiano, cioè la teoria che in realtà tutta la ricchezza spetta alla massa che la produce, gli schiavi, i sudditi, i servi della gleba che la producono, quindi la ricchezza, il potere va trasferito dai potenti dell'epoca, i re piuttosto che i duchi, i marchesi, i grandi potenti, alla massa. Alla massa che ovviamente, siccome è ignorante, siccome non sa né leggere né scrivere, non sa niente, deve essere guidata da qualche intellettuale, il quale casualmente, a propria volta, metterà le mani sul potere. Che alla fine l'idolo della teoria marxiana è il potere, è la ricchezza, il capitale. Quindi l'ideale, la finalità, è quella di trasferire quel potere, quella ricchezza dai soggetti che finora ne avevano anche illegittimamente, sotto tanti aspetti immoralmente, goduto, i sovrani, i nobili, i potenti, gli ecclesiastici, alla massa, attenzione, alla massa, non al popolo. La massa che è guidata da intellettuali ispirati dalla Dea Ragione, visto dello Spirito Santo c'è la Dea Ragione, ma siamo sempre lì. Si forma un potere che in quel caso gestisce la ricchezza e casualmente ne gode. E questa è la radice del socialismo marxiano, è la radice dei comportamenti attuali della sinistra, né più né meno. L'idolo è il potere che deve essere trasferito e guidato da illuminati che oggi sono convinti di risiedere nel Partito Democratico piuttosto che nel Movimento 5 Stelle, del cattolico avvocato Conte, piuttosto che nei Verdi dell'illuminato Geometra Bonelli. Ora, il filone è quello, ecco perché è un aggancio che c'è, che è oggettivo. La storia cammina lentamente, molto lentamente, ma si può esaminare. Magistra vitae, in effetti insegna. Ora, a quell'epoca quindi abbiamo il re di Savoia che vuole espandersi con un concetto moderno, per l'epoca, nuovo, nazionalista, appoggiato dalla massoneria alla quale appartiene. Dall'altro lato ci sono le masse che cominciano a recepire le istanze socialiste, quindi Marx, il trasferimento della ricchezza, il potere devono essere trasferiti alla massa, contrabbandata per popolo. Nella stessa epoca la teoria di Carlo Cattaneo, che tra l'altro è un mio lontanissimo parente. Ora, Carlo Cattaneo, il quale invece guarda al popolo e al federalismo e all'autonomia come elementi, come strutture per dare potere al popolo, e teorizza che al popolo spetti per sé un potere che non sia del sovrano, ma che il sovrano sia il popolo. Questo è il profilo teorico. E dulcis in fundo abbiamo in mezzo allo stivale, alla penisola italiana, abbiamo un sovrano assoluto, il Papa, che addirittura è illuminato dallo Spirito Santo, al quale se gli tocchi una pietra commetti peccato. Questo è il quadro così come delineato. Poi abbiamo il regno delle due Sicilie, cioè un regno concepito ancora secondo borbonico, secondo i vecchi criteri di potere, di potentato paternalistico, in cui il popolo non è popolo, ma sono servi sostanzialmente che godono della eventuale
benevolenza del sovrano. Bene, quindi il quadro è complicatissimo. È complicatissimo al punto che, l'avevamo detto le settimane scorse, il Papa Pio IX, genovese, cosa fa? No, è genovese, di Senigallia, marchigiano. Il Papa Pio IX fa quello che non avrebbe dovuto fare agli inizi, cioè di principio, e cioè pare appoggiare e appoggia, perché manda le sue milizie in aiuto e soccorso di Carlo Alberto di Savoia, il quale si appresta a combattere l'impero, il cattolicissimo impero d'Austria, asburgico. All'ultimo minuto il Papa ritira le sue truppe e soltanto una parte di esse va comunque, come truppe volontarie, una parte di esse va a combattere per il Savoia. In realtà lui ritira le truppe. Perché? Perché capisce che nel momento in cui si imposta la questione nazionale, lui, il suo potere territoriale non ha più senso, perché il suo potere territoriale si fonda su un carisma sostanzialmente divino, laddove lui fa o intende fare o può fare tutto quello che vuole. Quindi guerra. Le guerre, l'indipendenza hanno questo risvolto. Sono state trattate su questa radio negli anni passati, io ormai è 20 anni, dal 96 che ci sono, quindi fate voi il conto. 30 anni. Quindi è state trattate sempre in una chiave molto particolare, cioè vedendo nell'abbrutimento del nord determinato da un potere burocratico centralista micidiale, opprimente, quindi sono state viste come un fattore produttivo soltanto di disgrazia sostanzialmente. Non è una visione, non è mai stata, l'ho sempre detto, una visione corretta. Le cose vanno esaminate con un pochettino più di obiettività e di attenzione. In realtà, almeno dal mio punto di vista, è interessante vedere innanzitutto qual è il comportamento del popolo. Guardiamo al popolo. C'è un popolo del nord, un popolo del centro, un popolo del sud, va benissimo, sono popoli diversi, sono popolo. Quindi prima o poi l'accordo fra di loro lo trovano fra di loro e lo trovano con l'impero, che sanno combattere quando c'è da combattere. Ora, questi popoli, hanno una comune radice, quella cattolica. Al 98% sono cattolici. Al 98% si trovano a dover decidere, anche senza averne tutte le capacità, le conoscenze, le opportunità culturali per saper distinguere strumenti, ma devono in qualche modo fare una scelta. O stare con chi porta avanti il principio nazionale, e coi massoni in questo caso, o col Papa che è il rappresentante di Cristo in terra, il quale dice che quel territorio lì, guarda, chi dito con una pietra, perché fa peccato. È drammatico il momento che vivono questi popoli, diversi popoli, seppure con sensibilità diverse, con governi diversi, sottoposti a regimi diversi. È drammatico ciò che essi devono, bene o male, più o meno consciamente, decidere. Stare da una parte, cioè un popolo che per quanto poco acquisisce una sua rilevanza, oppure stare
col Papa, che dice no, qui non si tocca niente, qui ci sono io, e io sono assoluto, un sovrano assoluto, perché Dio mi ha dato questi possedimenti, e guai a chi mi ritocca. Quindi nascono le diverse posizioni, nascono sotto traccia, cioè in particolare in quella che è la nobiltà o la borghesia istruita, ci si domanda se se esiste effettivamente questa contrapposizione fra il potere spirituale del Papa, che si coagula anche in un potere, si concentra, si realizza, si concretizza in un potere sui territori, e il fatto che sostanzialmente i popoli, in qualche modo, seppure sotto la guida di sovrani, possano avanzare, possano avere un loro potere, una loro forza. E cominciano le discussioni sotto traccia, vuoi a parlarne, perché ovviamente il clero è schierato col Papa, e se viene a sapere che stai pensando che tutto sommato forse qualche dubbio in materia c'è, con il 98% di cattolici ti squalifica, ti rende inviso a un'intera società. Quindi situazioni molto particolari, molto delicate. La prima guerra d'indipendenza va male, ma non è che sia finita lì. Il nazionalismo avanza, prosegue, e con le guerre poi del 58, del 59, e poi del 59-61, e poi con quella del 66, la terza guerra d'indipendenza, che noi abbiamo perso, ma che hanno vinto i nostri alleati, per cui abbiamo vinto anche noi, i Savoia sostanzialmente conquistano, anche attraverso la spedizione dei Mille, anche in cui partecipa comunque una parte di popolo che non sono soltanto dei briganti e soldati, sono anche gente che crede che il popolo debba avere una sua forza, quindi portatori in qualche modo di una posizione anticlericale, di anticlericalismo più che altro, per precisare meglio. Ora, avviene questo progressivo svuotamento del potere e dei territori del sovrano assoluto, il Papa, al punto che nel 70 Roma viene conquistata dalle truppe sabaude. Ci sono i referendum, chiamiamoli così per capirci, in Toscana e negli altri territori che sono sotto il controllo del Papa, i plebisciti, e con gente con soltanto il 2% fino forse al 5% di chi sapeva leggere e scrivere, nel senso che sapeva mettere la firma, questi territori vengono annessi, ma attenzione, sia pure fintamente, per molti aspetti, per volontà popolare, per espressa volontà popolare. Quindi il popolo ha un rilievo. Il Savoia diventa re anche, e conquista il Granducato di Toscana, in Emilia-Romagna, in Umbria, diventa re per scelta del popolo, non più soltanto perché è lui il sovrano, perché è illuminato, conquista, si è sposato con Tizia piuttosto che con Caia, no, annette questi territori per volontà popolare. Questa volontà popolare, che sia pure in modo anomalo, truccata probabilmente in tutti i modi, e più di quanto non si possa pensare, comunque viene riconosciuta a discapito della sacralità di quei
territori come appartenenti al sovrano, addirittura che li possiede in nome di Dio. È una roba un po' strana, però queste sono le posizioni. Bene, nel 1870 Roma viene conquistata e sostanzialmente il Papa non è più padrone neanche in casa sua, cioè in sé per sé non sa che dove andare ad abitare. Ecco, mettiamola in questi termini. Ora, non sa più neanche dove andare ad abitare ed ecco che ci sono le cosiddette leggi delle guarentigie, cioè in qualche modo, anche perché la popolazione è cioè, praticamente totalmente cattolica, almeno dal profilo statistico, non può prendere il Papa e mandarlo via o mandarlo in una soffitta. In qualche modo deve garantirgli di stare a Roma, di stare nel luogo dove comunque gli apostoli Pietro e Paolo sono stati martirizzati, dove è la sede del papato. Però non è che il Papa se ne stia con le mani in mano. Convoca il Concilio Vaticano I e da un lato, concilio sufficientemente taroccato sul profilo della convocazione del conclave, e fa dichiarare al concilio che Dio può essere conosciuto, cioè praticamente attraverso la razionalità si può giungere a Dio. E a questo punto, siccome attraverso la razionalità si può giungere a Dio, che cosa fa? Dice anche che quando si tratta di materie di fede, lui è infallibile. Allorché durante il concilio, viene anche posta la questione dell'infallibità, una barca di cardinali se ne vanno, scappano perché non vogliono partecipare a una roba del genere. Però durante il Concilio Vaticano I viene proclamata l'infallibilità del Papa, in quanto Dio, la conoscenza di Dio può essere conosciuto attraverso la ragione. Lui è illuminato, ha la sua ragione, quella che prevale su tutti, lui è infallibile. Questo è un po' detto in modo pacchiano, se volete, però insomma è il processo, tanto per capire come funziona la roba. Quindi non fa altro che scomunicare il re d'Italia, massone peraltro, il quale ha osato appropriarsi dei beni di Dio in terra, in particolare intorno a Roma, che sono i suoi. Però dall'altro lato si è instaurato uno stato di fatto in cui c'è un regno, il regno d'Italia, e lui può anche scomunicare tutti quelli che vuole, ma il regno d'Italia c'è. Ed ecco che fra i cattolici, il 98% della popolazione, cominciano a evidenziarsi, essendo modificato anche lo stato giuridico delle cose, cominciano a manifestarsi delle posizioni differenti. Ci sono, in larga parte, in particolare in sclero in toto, ma anche larga parte dei cattolici, ci sono gli intransigenti, quelli che assolutamente non vogliono che il regno d'Italia usurpi i diritti del Papa, che ritiene effettivamente il re d'Italia uno scomunicato, e che quindi le ragioni del Papa vanno sostenute a tutti i costi. Anche qui con due punti di vista diversi. Un punto di vista dei intransigenti, però una parte soltanto doveva essere restituita al Papa, cioè quella che non era stata soggetta a plebiscito, e invece gli altri più intransigenti di tutti, che tutto doveva essere restituito al Papa. L'Italia doveva rimanere divisa in due parti, un po' di qua, un po' di là, in mezzo lo Stato della Chiesa.
intransigenti. Dall'altra parte ci sono i transigenti, senza la in, i quali dicono no, ormai quello che è accaduto, e con questo dicono il popolo ha avuto un peso, e quel peso che prima era assolutamente negato al popolo, dai sovrani assoluti, ricordiamoci il Re Sole, Luigi XIV, era negato al popolo. In realtà quello ce lo teniamo, diciamo che è accaduto, ma intanto quella roba qui è meglio di come era prima, perché questo è il sottofondo, la sottomarca del pensiero dei cattolici transigenti, senza la in, i quali dicono quel che è accaduto, occorre trovare il modo per essere cattolici in uno Stato che ha, secondo i cattolici stessi, in qualche modo, che potrebbe aver usurpato i diritti del Papa. E in tutto questo c'è una prima differenziazione, cioè i diritti del Papa sono proprio i diritti, tra virgolette, ammesso che si possa parlare di diritti della Chiesa, di Dio, cioè la Chiesa ha bisogno di questi poteri, di questi diritti, o non ne ha bisogno? E quindi si può trovare la maniera di far convivere la Chiesa come luogo della fede cristiana di confessione cattolica, rispetto a uno Stato che comunque segue le evoluzioni della storia, della società, e che oggi come oggi, allora come allora, si è instaurato, si è installato. Quindi intransigenti e transigenti. Ovviamente i transigenti, senza la in, vengono a propria volta scomunicati o messi da parte dal Papa, il quale vuole assolutamente tutto, non accetta che in qualche modo possa essere messa in discussione la totalità dei suoi diritti, però la sua posizione sempre meno viene accolta, e nello stesso tempo deve fare i conti con l'ideologia dall'altra parte socialista, la quale vede nell'affermazione del Papa, della rivendicazione dei suoi diritti, vede l'affermazione di un potere che invece deve spettare alla massa proletaria. Quindi lo scontro si trasferisce anche sul piano ideologico e, diciamo, è in nuce quello che poi si evolve verso la fine del XIX secolo, durante il secolo scorso, e le cui propagini si estendono ad oggi. Per oggi il nostro tempo è scaduto, però ricordatevi che quella storia è la nostra storia e arriveremo a valutarne le conseguenze, le relazioni. Io vi saluto, lascio spazio a chi deve trasmettere, e ci risentiamo, a Dio piacendo, sabato prossimo, sempre alle 10. Avete ascoltato Centro